Rituali sciamanici, assunzioni di tisane a base di piante come l'ayahuasca con effetti psicotropi illegali in Italia, ma anche altri riti come il cambò, l'immissione nel corpo di una sostanza allucinogena prelevata da una rana amazzonica, 1 o 2 giorni nell'abbazia di Vidor che avrebbe previsto la presenza di un santone direttamente dal Sud America e poi il via alla cerimonia per purificare corpo e mente ascoltando la musica New Age con una frequenza di 432 Hz. Ma qualcosa è andato storto. Alex, intorno alle 3 del mattino, ha gridato, poi è uscito dalla stanza correndo, forse sotto l'effetto di queste sostanze. Dove sia andato, cosa sia successo, sarà difficile da ricostruire, ma i genitori non si danno pace. Qualcuno lo ha accompagnato fuori, qualcuno può aver visto. Quindi noi confidiamo che qualcuno che era qua sappia qualcosa, che dica qualcosa, che anche in incognito, senza fare nome, in modo che capiamo cosa è successo, capiamo dove può essere andato, insomma. Lo aveva chiesto con le lacrime la mamma, che lo ha ripetuto l'altra sera alla trasmissione Chi l'ha visto. Sarà l'autopsia che dovrà chiarire le cause della morte, se il 25enne sia annegato o sia finito nel Piave già privo di vita. In procura ha aperto il fascicolo per morte come conseguenza di altro reato. È morto come conseguenza di altro reato, ma questo è un'ipotesi che viene fatta per poter fare un'autopsia, per poter aprire un fascicolo, anche in assenza di evidenze specifiche. Poi all'esito dell'autopsia si dirà se effettivamente la morte è stata la conseguenza di un altro reato, in particolare di assunzione di sostanze illecite. Se dovessero risultare queste sostanze nel registro degli indagati potrebbero finire gli organizzatori dell'evento e forse anche i proprietari dell'abbazia. Sul gretto del Piave era stata trovata una tunica sulla quale la mamma di Alex avrebbe trovato 2 capelli lunghi, ma sembra dagli accertamenti che non fosse appartenuta al figlio. Tante sono le domande a cui mancano delle risposte. Certo è che il 25enne non aveva ferite da difesa, ma alcune lesioni sul corpo. Ci sono dei segni di lesioni sul cadavere, ma il cadavere è stato trascinato nelle acque del Piave per vari chilometri, quindi questi sono compatibili con il trascinamento del corpo nel Piave. Ecco, poi l'autopsia ci dirà se qualcuna di queste lesioni è stata prodotta quando la vittima era ancora viva. E anche quel morso, forse di un animale selvatico. Alex è morto durante quella cerimonia, ma altri avrebbero potuto rischiare, vista la zona impervia e vicina al Piave.